Buongiorno, in diretta con Focus TG, ancora violenza giovanile sotto la lente del nostro telegiornale. Ci sono stati episodi gravissimi anche nel Bassanese, dei minori sono stati denunciati proprio per risse molto violente. Andiamo in diretta da Marta Zatta con Alessandro Costacurta per la parte tecnica. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in questo momento nel parco comunale di Pieve del Grappa, luogo del primo episodio delle brutali aggressioni da parte di 8 minorenni. Tutto è nato come una spedizione punitiva per futili motivi. In realtà alcuni ragazzi tra i 13 e i 15 anni hanno portato con la forza nel parco alle mie spalle un ragazzo di 14 anni e qui lo hanno picchiato, lo hanno deriso, lo hanno ripreso con un cellulare. La prima spedizione punitiva fatta principalmente da parte di un tredicenne che appunto ha preso di mira questo ragazzino, ma la violenza non si è fermata qui perché è continuata anche il giorno dopo. Il 27 ottobre si è spostata in via Travettore a Bassano del Grappa, dove si è verificato questo secondo episodio punitivo. Qui è stato convocato il tredicenne autore dell'aggressione del giorno precedente da parte di altri 5 minorenni sempre tra i 14 e i 15 anni. Hanno convocato appunto l'autore dell'aggressione, lo hanno fatto inginocchiare, lo hanno schiaffeggiato, lo hanno deriso e la vittima del giorno precedente, diciamo, si è accanita su di lui per vendicarsi fondamentalmente. Tutto questo sempre ripreso dal cellulare degli amici che incitavano alla violenza. Ecco, i carabinieri di Pieve del Grappa hanno ricostruito la vicenda anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti alle mie spalle all'interno del parco e ai filmati ripresi dagli amici nei momenti di violenza. Hanno denunciato 8 minorenni, lo ripetiamo, tra i 13 e i 15 anni per reati che vanno dalle percosse alla violenza. I carabinieri stanno ancora indagando sulla violenza per verificare eventuali altre responsabilità. Per il momento è tutto da Pieve del Grappa. Grazie molte a Marta Zatta, inviata sul posto di questo episodio gravissimo, e grazie anche a Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Vediamo ancora questi adolescenti, questi ragazzi che hanno tra i 13 e i 15 anni che si rendono protagonisti di fatti gravissimi. Ricordo quanto è accaduto non nel Veneto ma in un'altra regione, a Torino, un ragazzino disabile che è stato rapito, torturato e poi addirittura buttato in un fiume di notte da 3 coetanei, cioè cose da non credere. Vediamo anche, andiamo a Treviso, ci sono dei minorenni che attraversano i binari all'arrivo del treno in corsa, oppure il terraglio con il buio a fari spenti in bicicletta. Sono delle folli sfide a Mogliano in questo caso. Quando arrivano il treno si attraversano all'ultimo minuto, chi ha più coraggio attraversa all'ultimo minuto rischiando la vita. Sabato scorso ho visto una ventina di ragazzi che hanno attraversato il terraglio venendo in contromano, che le macchine hanno dovuto bloccarsi, altrimenti investivano questi ragazzi, per non parlare poi fuori dalle scuole. Facciamo una via Gagliardi, tanto per dare un esempio, dove alzano le ruote, corrono con una sola ruota e fanno la gara a chi va più vicino alle macchine che si fermano perché non li investono. Giorni difficili a Mogliano, un gruppo di minorenni sta letteralmente rischiando la propria vita, ma anche mettendo a repentaglio l'incolumità altrui per sfidarsi in imprese al limite della tragedia, forse da mettere sui social, forse solo per farsi belli nel branco. Loro stanno mettendo in discussione la propria gioventù, la propria vita, perché un incidente, una toccata, si spezza la schiena, una botta sulla testa, significa, cari ragazzi, perdere il domani e la vita, il domani è vostro. Difficile dire quali siano i modi per arginare questo fenomeno ormai nazionale. I comuni hanno armi spuntate e Muraro invoca la responsabilità delle famiglie. Qui abbiamo la nostra polizia locale che sta intervenendo per quanto gli è possibile per portare una educazione anche a questi ragazzi. Purtroppo tante volte vengono interessate le famiglie e le famiglie scaricano sulla scuola.
Io credo che bisogna assumersi un po' di responsabilità anche all'interno delle famiglie. La famiglia è il primo educatore dei giovani, dei ragazzi. Sto parlando di ragazzi delle scuole primarie, sto parlando di ragazzi delle scuole secondarie. Il vice sindaco promette più telecamere di sorveglianza anche a seguito del grave episodio vandalico che ha visto coinvolti gli impianti sportivi di Campocroce, imbrattati con scritte offensive ed oscene. Sono dei costi, ricordo, della collettività, saremo noi a dover tirar fuori 10.000 euro dei cittadini moglianesi per ripulire quella situazione, così come è successo a Zerman, dove hanno imbrattato i bagni del cimitero, luogo ancora sacro, un luogo dove sicuramente non si sarebbe mai successa una cosa del genere, per non parlare di quello che delle volte succede anche in centro a Mogliano, dove hanno imbrattato il Brolo, che è un centro dove viene fatta delle mostre di cultura. In questo caso, grazie alle telecamere, e ripeto che io voglio implementare qui a Mogliano, abbiamo identificato i colpevoli e dopo un iter burocratico abbastanza lungo hanno pagato il 70% dei costi di pulizia che il comune ha dovuto fare. È comprensibile lo sgomento e l'indignazione di Leonardo Muraro. Ogni tanto in queste circostanze, in simili circostanze, può esserci anche una vittima, come è successo a Treviso in via Castelmenardo, dove aveva perso la vita Francesco Favaretto. I minori coinvolti nell'inchiesta sull'omicidio hanno chiesto durante l'udienza preliminare a loro carico il rito abbreviato e la messa alla prova. Il 2 dicembre davanti al giudice trevigiano compariranno invece i 4 maggiorenni chiamati a rispondere dell'aggressione alla vittima. Se la caveranno con la messa alla prova 4 dei minorenni coinvolti nell'omicidio del 22enne Francesco Favaretto in via Castelmenardo a Treviso. Il ragazzo, brutalmente ferito la sera del 12 dicembre 2024, era morto 11 giorni dopo. Nel corso dell'udienza preliminare al Tribunale dei minori di Mestre, 4 dei 5 ragazzi comparsi hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato ed essere ammessi alla messa alla prova, vale a dire allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Tra loro anche la giovanissima che ha colpito Favaretto con la bottiglia appena comprata al supermercato, ferendolo gravemente al collo. L'avvocato della quinta ragazza in aula ha invece presentato un'eccezione relativa alla genericità e decentricità del capo di imputazione, con l'obiettivo di far ritirare le accuse più gravi. I 5, tutti minorenni all'epoca dei fatti, sono accusati di concorso in omicidio volontario e rapina aggravata. Per il 12 novembre si attende la sentenza a carico del sedicenne arrestato fin dalle prime battute e tuttora in carcere per il delitto, mentre il 2 dicembre compariranno davanti al GUP di Treviso anche i 4 maggiorenni accusati a vario titolo dell'aggressione costata la vita a Favaretto. Servizio di Lina Paronetto, restiamo sulla cronaca nera perché di questo parliamo prevalentemente, episodi di violenza come quello di cui è stato vittima un egiziano che è stato rapinato a Mestre, rapinato e picchiato, ma è riuscito a far arrestare il suo aggressore. Andiamo in diretta da Edi Kaliman e da Sandro Ponchio. A te, Edi. Direttore, buongiorno. Ci troviamo con Sandro Ponchio nel parco di Villa Querini, nel cuore di Mestre, dove 2 sere fa un cittadino egiziano è stato prima avvicinato mentre era a bordo del suo monopattino, aveva con sé uno zainetto, è stato avvicinato da 2 ragazzi tunisini che hanno più o meno l'età hanno più o meno sui 40 anni. Questi l'hanno prima intimidito, gli hanno strappato di dosso lo zainetto e hanno cominciato a cercare di buttarlo giù dal suo monopattino che ha utilizzato in realtà per scappare prima di raccogliere da terra il suo zainetto, riprendere con sé i suoi averi. L'intento era quello di derubarlo, probabilmente a caccia di denaro. Con il monopattino è scappato da questo parco e appena fuori c'era una volante della polizia che è intervenuta subito dopo che il cittadino egiziano aveva raccontato loro quanto appena subito. Sono ritornati proprio nel luogo dell'aggressione insieme ai poliziotti e anche alcuni militari dell'esercito e hanno visto passeggiare tranquillamente gli aggressori del cittadino egiziano che li ha fatti arrestare in flagrante. Mentre uno non è imputata
la denuncia sostanzialmente è per aver commesso il fatto. Al cittadino invece di origine tunisina di 38 anni è stato arrestato di fatto in flagranza di reato, perché tra l'altro con sé aveva, dopo le perquisizioni, i poliziotti hanno scoperto avere con sé numerosi dosi di hashish e cocaina probabilmente, quindi uno spacciatore. È pratica comune soprattutto qui nel Mestrino adesso da parte degli spacciatori non viaggiare con grandi dosi, proprio per limitare le condanne nel caso venissero arrestati. Stamattina però, 6 novembre, il 38enne tunisino aggressore del cittadino egiziano è comparso davanti al giudice, è stato convalidato il suo arresto. A suo carico aveva già numerose condanne, era già stato in carcere, era uscito in primavera e aveva continuato a bazzicare per le vie di Mestre, compiendo sempre piccoli reati. La convalida dell'arresto questa mattina e tra l'altro vogliamo dare anche conto del fatto che numerose banche della zona si vedono sempre più spesso costrette ad alzare delle barricate di ferro contro i senza tetto, che rendono di fatto impossibile alle persone avvicinarsi per prendere denaro ai bancomat. Saremo tra poco anche nelle vie interessate da queste per capire di fatto come si sta vivendo questa situazione anche tra i residenti. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Eddie, hai fatto un quadro completo di quanto è accaduto. Oggi ci sono in regia il mitico Andrea Basso con Marco Gagliazzo, per cui un dream team anche questa mattina nella regia di Focus. E adesso andiamo dalla nostra collega Chiara Gaiani a Padova, perché Sergio Giordani, il sindaco, ha proposto di delocalizzare la Movida. Poi sentiremo anche cosa ha detto il questore Marco Dorisio. A te Chiara, con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Direttore, buongiorno ai telespettatori, ci troviamo al Portello. Ieri è stata serata di mercoledì universitario, quindi la piazza dove ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende è davvero piena, soprattutto di studenti universitari. C'è questa proposta, cioè quella di risolvere una questione annosa che si fa più calda anche con la bella stagione, ma queste lunghe giornate belle, è stato insomma un mese positivo sia ottobre ed è iniziato nello stesso modo anche novembre, fanno lasciare sul tavolo la questione della Movida, soprattutto appunto nelle giornate di mercoledì e poi nei fine settimana, con questa piazza che si riempie di giovani, con qualcuno che cede, con rumori, con schiamazzi e con i residenti che davvero da anni chiedono che venga posta una soluzione. Sul tavolo del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico il sindaco Giordani e la sua giunta hanno posto l'idea di delocalizzare la Movida in realtà in 2 zone di Padova, ma la più accreditata è quella della fiera, dove si tengono anche degli eventi, per esempio durante l'estate il Pride. Una proposta che ovviamente però è stata accolta con diciamo tra le polemiche, e allora sentiamo nel servizio che abbiamo confezionato la voce dei residenti anche la posizione di una delle associazioni più importanti dei pubblici esercizi, ovvero dell'Appe, il primo servizio. Delocalizzare la Movida in fiera o in alternativa al Parco Fistomba. La proposta è stata messa sul tavolo del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico dal sindaco Giordani per risolvere un annoso problema che soprattutto con la bella stagione crea disagi in città. Nel mirino i fine settimana e i mercoledì universitari in una delle aree universitarie per eccellenza, il Portello, una proposta che i residenti accolgono così. La fiera potrebbe essere anche un'idea abbastanza corretta, nel senso che ci sono per esempio i servizi, i bagni che sono assolutamente indispensabili in questa circostanza, e anche una situazione in cui si può prevedere un presidio medico per esempio. L'importante però sarebbe rispettare i livelli del rumore. E sul Fistomba? È molto vicino al Portello, il Fistomba non ha un parcheggio, oltretutto è un parco giochi attrezzato per i bambini e siamo molto preoccupati della fine che potrebbero fare le giostrine, i giochini dopo una serata di alcol e divertimenti, quindi per noi non è
assolutamente adeguato, anche perché, ripeto, è molto vicino al portello. Nella discussione aperta dal Comune interviene anche l'Appe di Padova. I pubblici esercizi chiedono che si agisca con equilibrio, evitando di mettere a rischio attività che nelle zone difficili hanno investito nell'ottica della collaborazione con residenti e istituzioni. Una discussione aperta con i residenti che tornano a dire al sindaco Giordani. Va bene decentrare, ma c'è tutta una serie di azioni che devono essere fatte per prevenire brutte conseguenze e che sembra che il sindaco e la giunta non abbiano minimamente consapevolezza di tutti questi problemi. Quindi noi vorremmo anche chiedergli nuovamente un incontro, perché vediamo che nonostante anni di confronto lui non ci ascolta. Ecco, l'avete sentito dai residenti, la richiesta di un nuovo incontro con il sindaco Giordani. In realtà negli anni varie sono state le soluzioni che sono state messe sul campo, una di queste gli street tutor, che avevano il compito di avvicinare soprattutto chi eccedeva, di ricordare quali erano le regole del vivere civile ai giovani che peraltro continuano a sostenere che questa è un'area caratteristica, i locali, il vicino anche Naviglio che passa, questa è un'area caratteristica e qui è il loro luogo di ritrovo, quindi si cerca anche di combinare le esigenze. Ricordiamo che gli iscritti all'Università di Padova sono 70.000, quindi una città. Ovviamente c'è anche l'intervento del questore di Padova Marco Odorisio, i controlli in questa zona continuano, dice, al tavolo si sono lasciati con un dialogo tra istituzioni che è aperto su questa idea di delocalizzazione. Allora sentiamo l'intervista al questore di Padova raccolta dalla collega Valentina Visentin. Ringrazio Cristian Rocchi Allende per la collaborazione tecnica, poi da Padova la linea può tornare allo studio. Noi dobbiamo garantire il ruolo della Polizia di Stato, garantire il rispetto delle regole e quindi il rispetto delle regole cercare poi il giusto bilanciamento tra i sacrosanti e legittimi interessi di tutti, quindi dal giovane di potersi ritrovare per un momento di svago, agli esercenti perché possano svolgere la propria attività, ai residenti che hanno il sacrosanto diritto di poter vivere e quindi bisogna bilanciare interventi che facciamo per cercare di evitare che le situazioni degenerino e possano poi sfociare in derive più pericolose. Da qui l'impegno costante anche la settimana scorsa, mercoledì scorso, questi controlli finalizzati proprio, c'è anche lo spaccio e quindi abbiamo individuato e stiamo disarticolando le persone, i gruppi attivi nell'attività di spaccio, ma anche una moral suasion nei confronti degli stessi gestori per quanto riguarda quelle regole che sappiamo di non somministrare bevande alcoliche ai minorenni, oppure se una persona è già in evidente stato di alterazione alcolica di non somministrare altri alcolici, quindi una presenza preventiva. Le forze dell'ordine si fanno in quattro per contrastare il crimine, però i ladri continuano a imperversare sul nostro territorio, in particolare nella Marca, tantissimi colpi messi a segno. Andiamo da Francesca Bozza, a te Francesca. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, io sto continuando a ricevere messaggi anche in questo momento che ti sto parlando, direttore, di persone, di cittadini che ieri sera hanno ricevuto la bruttissima visita dei ladri. Adesso stavo appunto dialogando tramite messaggio con una signora di San Vendemiano. Lei era andata a prendere all'asilo il bambino, tra le 16 e le 17 sono entrati in casa, dice stanno facendo dei lavori sulla strada e probabilmente pensavano che il rumore del cantiere non avrebbe fatto sentire la loro azione. Noi invece in questo momento insieme a Nicoletta Rizzetto siamo a San Cipriano di Roncade. Qui si contano almeno 4 furti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30. Abbiamo parlato con una delle vittime, siamo in Viale Trento Trieste. Questo signore non se la sente di parlare, ma ci ha raccontato che sono entrati in casa intorno alle 17:30. Tra l'altro nell'appartamento accanto abitano i genitori, erano in casa, non hanno
hanno sentito assolutamente nulla. Sono entrati da una finestra utilizzando un trapano a mano proprio per evitare che il rumore possa attirare l'attenzione dei vicini, e dopo aver messo tutto a soqquadro hanno fatto un disastro, ci ha raccontato, hanno portato via quello che hanno trovato e, come succede molto spesso anche in questo caso, a finire nel bottino dei malviventi a ricordi di famiglia. Nello specifico la cosa che fa più male sono alcuni oggetti che erano stati regalati alla moglie del proprietario di casa dalla mamma scomparsa da qualche tempo, e quindi un dolore che potete immaginare ancora più grande, che si aggiunge alla rabbia del furto subito. Prima di qui eravamo state a Pralongo, che è una località di Monastier. In questo caso, anche in questo caso il ladro, perché è stato visto solo una persona, ha forzato questa finestra del bagno al primo piano utilizzando una scala che il padrone di casa utilizzava per potare gli alberi, l'ha appoggiata sulla parete, si è arrampicato sul bagno, anche in questo caso utilizzando un trapano a mano, ha aperto la finestra, ha messo a soqquadro le stanze da letto, portando via alcuni gioielli, fortunatamente non dall'importante valore, ma addirittura portando via un cassetto intero da un mobile. E anche in questo caso gli anziani proprietari erano in casa, al punto che il padrone di casa, il signor Moro, che ascolteremo tra pochissimo, se l'è trovato a pochissimi metri di distanza. Tra poco sentiremo anche il suo racconto, e anche in questo caso resta lo shock per quello che poteva succedere e per quello che poi è successo. Non ci si sente più sicuri in casa, ma davvero l'elenco, ne abbiamo contati almeno una ventina, ma probabilmente è un arrotondamento per difetto, perché sono davvero tantissimi. A Mogliano abbiamo anche in questo caso sentito una signora, erano usciti a cena, intorno alle 22 sono tornati a casa, hanno trovato l'abitazione a soqquadro. Anche in questo caso fortunatamente, ci dice, non sono state portate via molte cose. In via Pavan, sempre a Mogliano, un'anziana signora ha sentito battere sulla finestra, ha iniziato ad urlare e ha messo in fuga queste 4 persone. A Volpago un'altra signora ci ha raccontato che si è affacciata per chiudere i balconi e ha visto 4 persone in giardino. Lei ha iniziato a fischiare e questi sono scappati per i campi. Era successa la stessa identica cosa pochi giorni prima, ma poi Cornuda, ma poi San Vendemiano, ma poi Volpago. Davvero un elenco lunghissimo. Cresce la preoccupazione, ma cresce la rabbia e cresce anche la voglia di farsi giustizia da soli, rifacendosi a quelle che sono le nuove normative sulla legittima difesa. Christian Demma, presidente di Furti in Corso, ci raccontava che ieri sera ha ricevuto tantissimi messaggi di persone che chiedevano informazioni su come armarsi, su come accedere al poligono di tiro, su come chiedere il porto d'armi, e emerge, dice, questa preoccupante voglia di farsi giustizia da sé. Il rischio è quello di un Far West. E poi si domandava Demma cosa succede se i ladri entrano in casa e portano via l'arma che noi deteniamo nella nostra abitazione. Insomma, tanti interrogativi, tanta paura, ma si apre uno scenario ancora più ampio su questo fenomeno che nella Marca in questo momento, e lo avevamo annunciato con l'arrivo della sera molto presto, si sta veramente allargando a macchia d'olio, con quelle che potrebbero essere poi le conseguenze. Da San Cipriano con Nicoletta Rizzetto è tutto, la linea può tornare allo studio. Ho sentito una testimonianza, se non ricordo male, o dobbiamo ancora sentirla? Allora, vediamo le testimonianze. Questo è un servizio sulle vittime dei furti a Monastier. Vediamo. Lei se l'è trovato faccia a faccia? Sì, perché ho fatto per andare in camera e lui è scappato, perché non mi ha affrontato, le scappa. Per fortuna non l'ha affrontata, perché poteva darle... Che se avesse chiuso in bagno, perché l'aveva fatta cric qua Chavez, ha chiuso in bagno, e poi c'è 112 che è qua, e invece le viene giù per finestra. Ha fatto un salto grande. Là le cascava per terra perché viene trovata una fedina, e dopo l'ha saltata a siepe per i campi. Ce lo siamo trovato dentro, mio marito, se l'ho trovato davanti. Una persona? Sì, una persona che non è riuscita bene a distinguere perché era vestito di scuro, e molto probabilmente mio marito non era preparato perché stava andando a controllare un termostato, perché da reparto giorno a reparto notte ci sono 3 scalini, stava salendo per andare a vedere, e lui era già dentro in camera e si era già entrato per un bagno e è uscito, come ha sentito mio marito, che si è attaccata alla lampadina con la fotocellula.
Lui è uscito e si è messo di spalle ed è entrato in bagno chiudendosi dentro. Mio marito pensava che adesso è dentro, invece lui è entrato dal bagno ed è uscito dal bagno. Ed è riuscito a portar via qualcosa? Sì, perché era già in camera. Addirittura al di là mi ha preso un po' di scatole portagioie. Ma mi ha portato via un cassettino del comò, che è un comò vecchio rimesso a posto. Addirittura quello si è portato via? Yes. Lui è riuscito a mettersi la scala, anche se non ci arrivava, si è arrampicato, ha fatto foro e quello che ci serviva per entrare ed è sceso anche da là, almeno sì, posso dirlo, se fosse rotto le palle posso dirlo, bene, ecco. Poteva reagire e far del male a suo marito? Più che altro mio marito è cardiopatico. Bene, dobbiamo dire che è andata bene? Dobbiamo dire così? È arrabbiata? Tanto. Io ho preso tanta paura, tanta, perché ho sentito mio marito urlare e non era un urlo solito. Ho detto, sto qua sta morendo, cosa pensi? E perciò sono corsa su anch'io per questi 3 scalini, però io non ho, perché era già chiuso dentro in bagno. Come si vive adesso, signora? Stanotte non ho chiuso occhio, ho dovuto adesso ho preso una tachipirina perché molto probabilmente dall'ansia, mi faceva tanto male le braccia, la schiena, sono rimasta forse, non so... È sotto shock. Servizio di Francesca Bozza. Abbiamo a Roma, tra senatori e deputati, 48 parlamentari del Veneto. È mai possibile che nel question time si senta parlare di tutto, di cose completamente inutili, di cose completamente insulse, di interrogazioni su vicende che riguardano l'Europa e nessuno, non c'è un parlamentare che in questi mesi abbia fatto presente quello che sta accadendo in queste province? È mai possibile che non si faccia un'interrogazione al ministro degli interni Piantedosi, che si è limitato a aumentare la videosorveglianza? Vogliamo delle risposte. Oggi sentiremo se qualche parlamentare avrà la cortesia di farsi vivo e di dirci che cosa stanno facendo a Roma su questo problema che riguarda ormai non soltanto il Veneto ma anche il Friuli Venezia Giulia. E a volte ci può scappare anche il morto, come è già successo, perché c'è chi è esasperato, ha un'arma in mano, spara. È successo con Walter Onichini, è successo con Franco Birolo, poi persone che ci hanno rimesso il lavoro, la famiglia, hanno dovuto risarcire le famiglie dei banditi uccisi. E l'altro giorno a Rovigo un imprenditore, anche in questo caso ovviamente pieno di rabbia, ha esploso un colpo di pistola contro un comando di ladri che era entrato nella sua villa, siamo nel Rodigino, e non è stato indagato perché ci sono nuove disposizioni di cui ha persino parlato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo. La Procura della Repubblica di Rovigo non procede per eccesso di legittima difesa nei confronti del 68enne di Grignano che qualche giorno fa aveva sparato ad un ladro che era entrato nella sua abitazione. La procuratrice capo Manuela Fasolato ha spiegato che l'anziano ha sparato mirando a parti non vitali con un'arma regolarmente denunciata per difendersi da un uomo coperto da passamontagna che si trovava all'interno della sua abitazione al buio e che stava cercando di colpirlo con un cacciavite nonostante fosse scattato l'allarme e avesse già avvisato ad alta voce che era armato. Il suo comportamento e il suo tentativo di difendersi sparando e ferendo il rapinatore rientra nel perimetro della causa di giustificazione previsto dalla nuova legge sulla legittima difesa. Il ladro ferito era entrato in casa armato di cacciavite che è stato poi ritrovato durante il sopralluogo della polizia. La procura di Rovigo procede invece contro ignoti per tentata rapina aggravata, mentre il 68enne non è mai stato indagato e ha visto completamente archiviata la sua posizione.
Questa era Valentina Visentin e ovviamente ci sono polemiche. È chiaro che non possiamo trasformarci in un Far West dove tutti sparano appena vedono qualcosa che si muove, perché poi ne pagherebbero le conseguenze. Però ieri a Focus sono arrivati almeno 100 messaggi di persone che dicevano: io adesso compro un'arma e sparo. Non possiamo pubblicarli perché sarebbe istigazione alla violenza, ma questa è la situazione. Vediamo ancora furti, vediamo cosa è successo nei giorni scorsi. Qui siamo a Montebelluna. Stanotte verso le 4 ha sentito rumori e il signor Sergio ha trovato presso l'abitazione del figlio che vive all'estero la finestra sfondata, buttata per terra e la casa su quadro. Il balcone forzato, la finestra del bagno letteralmente divelta e la casa sottosopra. Non c'è pace a San Gaetano di Montebelluna, dove i ladri, dopo i colpi di una ventina di giorni fa, sono di nuovo tornati, stavolta in via Borgo Innocenti, a 2 passi dalle case prese di mira nelle vie Giotto e Picasso. I residenti che avevamo incontrato ad ottobre, che hanno nel frattempo organizzato delle ronde per sorvegliare il quartiere, si sono insospettiti lunedì quando hanno notato ancora una volta dei droni sorvolare la zona. Abbiamo visto ancora i droni, siamo usciti un attimo a monitorare, dopo non avevamo visto altro in particolare, e invece Dennis ha visto sopra la ferrovia 3 individui accovacciati in mezzo al campo, li ha inseguiti. Sono stati avvisati i carabinieri, ma le persone sospette si erano già dileguate, sempre seguendo la ferrovia, che secondo i residenti continua ad essere la via di arrivo e fuga dei malviventi. Ammetto che comunque noto più attività da parte delle forze dell'ordine, cioè non è che ci stanno dormendo sopra, però secondo me va monitorata di più la zona della ferrovia, perché arrivano sempre lì. E così evidentemente è stato anche stavolta, con l'ennesimo colpo messo a segno in una villetta vicino alla linea ferroviaria. I residenti di San Gaetano, che hanno chiesto un incontro al sindaco Bordin, sono molto preoccupati. Il fatto è che noi siamo un po' disperati, perché una volta ogni qualche anno, una volta ogni anno, adesso siamo arrivati una volta ogni 2 giorni. La settimana scorsa hanno colpito via Traversaghi, che è sempre vicino a San Gaetano, fa parte di un'altra fazione di Montebelluna, e anche lì si sono intrufolati su delle abitazioni e hanno fatto dei colpi. Quindi la situazione è veramente grave. E sulla propria pelle ha vissuto una brutta esperienza l'ex primario del reparto di psichiatria di Conegliano, che è stato vittima di 2 aggressori che sono stati identificati, 26 e 28 anni, un marocchino ed un rumeno. Il primo è finito in carcere, il secondo è stato denunciato. Hanno continuato ad aggirarsi imperterriti per Conegliano i 2 malviventi che lo scorso 27 ottobre avevano aggredito e rapinato davanti alla sua abitazione di via Tiepolo l'ex primario Pierpaolo Urbani, strappandogli via il Rolex e il bracciale d'oro. Proprio a Conegliano, a distanza di una settimana da quell'episodio, i 2, già identificati nelle prime fasi di indagine, sono stati sorpresi a bordo di una macchina diversa da quella utilizzata per la rapina al medico nel corso di un controllo stradale di polizia e carabinieri, mentre con tutta probabilità erano a caccia di nuove vittime, trattandosi di soggetti già responsabili di altre aggressioni ad anziani. Con loro un terzo individuo che risulta al momento estraneo al blitz in via Tiepolo. A incastrare i 2 indagati i filmati delle telecamere di videosorveglianza di casa Urbani. In particolare il 26enne marocchino aveva le fattezze, quindi il viso corrispondeva a quello del soggetto fermato, mentre l'altro, il 27enne rumeno, era abbigliato, quindi aveva la felpa e le scarpe che corrispondevano al soggetto, che però non era stato ripreso in volto. Quindi sulla scorta di questi approfondimenti, d'accordo con la Procura della Repubblica, abbiamo operato il fermo iniziato del delitto nei confronti del marocchino, che non ha fissa dimora in Italia ed è domiciliato in Spagna, e mentre nei confronti dell'altro soggetto, che è residente in provincia di Verona, abbiamo operato come denuncia stato di libertà, quindi poi attenderemo le eventuali decisione della Procura. Il 26enne marocchino domiciliato in Spagna era già stato rinviato a giudizio per un'altra rapina a un pensionato avvenuta
avvenuta il 1° marzo del 2024 a Venezia. Ora si trova rinchiuso in carcere a Treviso. Il complice, un 28enne romeno residente a Isola della Scala, è anch'esso gravato da precedenti di polizia. È intestata a quest'ultimo la Renault Megane con targa spagnola, a bordo della quale, il giorno dell'aggressione a Urbani, i due si sono defilati da via Tiepolo, forse insieme proprio a un terzo complice. Il Targa System ne ha rilevato i movimenti. Hanno atteso probabilmente la vittima ideale e mentre uno, in particolare il 26enne marocchino, lo ha preso al collo e trascinato a terra, l'altro ha strappato materialmente la catenina che il dottor Urbani portava al polso e l'orologio di pregio che lo stesso indossava. La refurtiva non è stata ritrovata neppure in fase di perquisizione domiciliare. Approfondimenti sono in corso sulle 2 auto in uso agli stranieri per verificare la loro eventuale presenza sulla scena di altri reati analoghi. Ricordo che questo tipo di crimini sono particolarmente esecrabili, soprattutto perché si rivolgono nei confronti di persone che hanno una minorata difesa in ragione dell'età, quindi questo li porta ancora a essere più pericolosi rispetto ad altri. Lina Paronetto, che poi ha parlato anche con la vittima di questa aggressione, che è soddisfatta del risultato dell'inchiesta dei Carabinieri, ma dice poi ce li ritroveremo tra pochi giorni per la strada. Io sono molto pessimista perché reputo che fra 8 giorni siano già fuori. Accoglie con sollievo la notizia dell'identificazione e il fermo dei suoi aggressori, il dottor Pierpaolo Urbani, vittima della violenta rapina di fronte alla sua abitazione a Conegliano. Malgrado questo, l'ex primario di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto guarda al dopo con amarezza e disillusione, temendo che i due non saranno adeguatamente puniti. Ci ritroviamo lo stesso a piede libero, latitanti, in contumacia. Sono pessimista perché lo Stato di diritto credo che ancora non esista in Italia. Qui in Italia c'è questo buonismo, no? Che a me dà un po' fastidio perché non siamo in uno Stato di diritto. Secondo me le leggi ci sono ma non vengono applicate. C'è tutto quello che si vuole, però, ripeto, fra il buonismo, fra poverino, tento qua, tento là, io sono sicuro che fra 8 giorni posso rincontrarli per la strada. Ad oggi i 2 indagati sono l'uno rinchiuso in carcere a Treviso, l'altro denunciato. Urbani lo ha saputo da una telefonata e al di là di quello che ne sarà dei 2 giovani stranieri indagati, si dice comunque soddisfatto per la rapida soluzione del caso. Pensavo quelli là non li si vedono più, la macchina mi avevano detto che era stata avvistata a Domodossola, da quelle parti là, e quindi addio. E i carabinieri sono stati non bravi, bravissimi. Ecco, perché nel riconoscerli nella fotosegnaletica e nell'agire loro non avrei scommesso, ripeto, l'unghia di un dito sinistro che sarebbero stati presi in tempi così celeri, così rapidi. Intervista di Lina Paronetto, ne abbiamo parlato ovviamente anche ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto tra gli altri ospiti il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton. I complimenti veramente alle forze dell'ordine, questo dimostra che abbiamo dei carabinieri, forze dell'ordine veramente brave e attente sul territorio. Tra l'altro ricordo anche una cosa, che negli ultimi 2-3 anni, quindi il governo Meloni, sono stati fatti veramente passi in avanti nei arruolamenti e praticamente le caserme dei carabinieri, della polizia locale delle zone hanno quando rimpinguato tutti quegli agenti che mancavano da anni, giusto per ricordare questo, con dati alla mano, non balle. Però vorrei dire, adesso questi 2 delinquenti, dopo il lavoro che ha fatto le forze dell'ordine con costo per la società, possiamo dargli un calcio nel culo e mandarli a casa o no? O ce li troviamo dopo 5 giorni a casa e i carabinieri ricorrono indietro? Qua è il tema importante. Possiamo agire con leggi certe o ci affidiamo ai psicologi, a tutte quelle persone che dei poveretti questi perché vadano a fare il pane, che trovano lavoro finché si vuole. Calcio in sedere e a casa. Questo tipo di persone non ne abbiamo proprio bisogno, lo dico. Allora, questo era il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, ieri sera a Focus. Vediamo i ladri in azione a Cassola.
I malviventi hanno rubato catene d'oro e d'argento da un'azienda orafa di via Camora. Vanessa Manzato. Ennesimo colpo a una ditta orafa, i banditi hanno assaltato questa volta la Gianfranco Simonetto di via Camora a Cassola. Pare siano riusciti a sfondare un portone sul retro dello stabile con l'utilizzo di un'auto rubata per poi introdursi nel capannone e asportare bobine di catename d'oro e d'argento che si trovavano vicino ai macchinari. Ingente il bottino, anche se l'esatto valore è ancora in via di quantificazione. I malviventi sarebbero entrati in piena notte, avrebbero agito in poco tempo per poi riuscire a scappare attraverso i vicini campi. Potrebbero aver agito almeno in 4 persone ad aspettarli lontani dalla strada principale. Senza dubbio c'era un complice al volante di un'auto su cui si sono dileguati. A scoprire il furto il titolare, Gianfranco Simonetto, che gestisce l'attività assieme al fratello Enzo. Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Bassano per risalire agli autori del furto. Intanto non si arresta l'ondata di furti che sta interessando anche il Bassanese, che non è più un'isola felice. Ancora abitazioni di Bassano prese di mira dai ladri e ancora una volta l'area colpita è quella della destra Brenta. Questa volta i malviventi sono riusciti a rubare in un'abitazione di Via dei Colli. Hanno agito nel tardo pomeriggio, hanno atteso che la proprietaria uscisse di casa per penetrare nell'abitazione dopo aver forzato una vetrata. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro, arrivando persino a spostare gli elettrodomestici della cucina in cerca di denaro e oggetti preziosi. Magro in realtà il bottino, anche le carte di pagamento sottratte sono state prontamente bloccate dalla proprietaria arrivata a casa dopo circa un'ora. Un'area, quella tra Angarano e quartiere 25 aprile, molto battuta dai ladri nelle ultime settimane e la preoccupazione tra i residenti cresce, tanto che qualcuno si starebbe organizzando con la vigilanza privata a controllo di intere vie. Chiudiamo questa finestra sconvolgente sui furti in abitazioni ed altre violenze. Parliamo della carovana della pace che è partita da Palermo e oggi fa tappa a Longarone. Ci spiega tutto Fabio Fioravanzi con il nostro operatore Stefano Bozzi. A te, Fabio. Siamo a Longarone, dove oggi fa tappa questa carovana della pace promossa dalle ACLI. Abbiamo con il vicepresidente nazionale delle ACLI, carovana che in Veneto ha già fatto tappa, ricordiamolo, a Padova, Monselice, a Venezia, andrà a Verona, sempre in Veneto. Non ce ne vogliono vicentini, trevigiani e polesani dove non siete stati, ma questa carovana inizialmente doveva fare 20 tappe, mi diceva una per regione, e ormai invece il programma ne prevede oltre 70. Esattamente, dal 2 di settembre partiti da Palermo con questa carovana della pace stiamo attraversando tutta l'Italia fino ad arrivare il 15 di dicembre all'assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, dove porteremo questo manifesto, questa narrazione di un'Italia del lavoro che costruisce la pace. Quando parli di pace, a che pace si riferisce? Ma volutamente noi abbiamo declinato la pace con questo paradigma del lavoro, che è il paradigma che ci tiene tutti insieme, tutte insieme in Italia. È il paradigma attorno al quale noi ci siamo riconosciuti non soltanto 80 anni fa, grazie ai nostri padri e alle nostre madri costituenti, ma anche oggi, perché è da questa dimensione quotidiana, feriale, di tutti i giorni, relazionale e sociale che si costruisce la pace. Allora, pace riferita anche ad essere contro le guerre? Assolutamente, noi riteniamo che la logica del più forte, la logica della sopraffazione, la logica della deterrenza, alla quale sembra che il mondo voglia ritornare in stile pieno Novecento, non sia la logica che garantisce un futuro per le nuove generazioni. Noi crediamo che ci sia una logica potente nella logica del più debole, nella logica del più fragile. Ricordiamo che nel momento in cui si parla quasi esclusivamente della guerra in Medio Oriente, in Palestina e in Ucraina, ce ne sono più di altre 50 nel mondo, e in questi giorni drammaticamente nel Darfur, nel Congo, dove si parla di 150.000 morti, torture e altro. Io volevo, visto che parliamo di guerra, se Stefano Bozzi, che sta facendo le riprese, mi aiuta, vorrei chiedere se lei ha fatto caso che qui, esposto come un soprammobile, c'è un cimeli di guerra. Lo vede di fronte a noi? Che effetto fa?
Sì. E l'effetto della memoria, e giustamente dobbiamo esporre questi cimeli perché ci devono ricordare che noi a quelle condizioni non vogliamo e non dobbiamo ritornare. Oggi nel mondo, come giustamente ricordava, ci sono 59 conflitti dichiarati aperti, ma c'è un conflitto sociale anche nel nostro paese che dobbiamo prenderci la responsabilità, ognuno per il suo pezzo, di risolvere, e questo conflitto sociale si risolve con le relazioni, con la cura delle relazioni quotidiane nostre, ma anche quelle sociali, quelle politiche, e penso che tutte le cittadine e i cittadini debbano ritornare a prendersi questa responsabilità, anche educativa. Se io parlo dei conflitti, quelli che dicevo più citati, le parti sono in uno Ucraina e Russia, nell'altro Hamas e Israele. Nel conflitto sociale di cui parla lei, quali sono le parti? Le parti in conflitto? Le parti in conflitto sono quelle coinvolte da questa disuguaglianza che sta aumentando in maniera esponenziale e che vede purtroppo persone sempre più in condizioni di fragilità e di vulnerabilità, anche di povertà assoluta nel nostro paese, e di una narcotizzazione del pensiero critico invece della più parte della nostra popolazione, che si sta abituando a vivere tutto sommato anche in guerra, perché siamo già in un'economia di guerra, e invece io credo che dobbiamo stimolare la politica, perché dobbiamo costruire un'economia di pace che magari è più lenta, non fa la fiammata di PIL che può fare l'economia di guerra, ma è certamente, oltre che più virtuosa, più equa. Quando lei parla di economia di guerra riferito all'Italia, cosa intende, di cosa sta parlando? Stiamo parlando che, complice il fatto che la Commissione europea sta immaginando un piano di riarmo affidato ai singoli stati, ogni paese si sta organizzando per immaginare di aumentare le spese militari, per aumentare una capacità di difesa del nostro continente o dei nostri singoli paesi. Io credo che dobbiamo aumentare le spese in cultura, aumentare le spese nella cura, aumentare le spese nelle capacità delle relazioni anche delle nostre imprese a sviluppare, non in sistemi di arma. Allora, ringraziamo il vicepresidente delle ACLI, da Longarone è tutto, linea allo studio. Grazie Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. Vediamo un titolo sul giornale di Vicenza, una tragedia in un'azienda. Un uomo si è sentito male ed è morto vegliato dai cani. Arrigo Martini aveva 63 anni, i soccorritori lo hanno trovato privo di vita con accanto i suoi cuccioli Moca e Brownie. Ed è ancora un giallo la morte di due runner, due maratoneti che sono morti a breve distanza l'uno dall'altro. Sentiamo Luisa Bertini e Simone Squarcina, che sono con il sindaco di Sovizzo, Matteo Forlin. Sovizzo nel lutto per la scomparsa nel sonno dell'atleta, del runner e grafico 48enne Alberto Zordan. Oggi previsti i funerali, la procura ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause della morte. Sindaco, oggi è un giorno di lutto per la città di Sovizzo. Sì, per tutta la comunità è un giorno triste. Alberto era conosciuto, era un atleta e una persona conosciuta qua in paese, quindi siamo tutti sgomenti per la sua morte. Ecco, un runner che ricordano come un samurai, una persona molto tenace, questo di lui ricordano gli amici. Sì, certo, è proprio un runner che è apprezzato da molte società. So che negli anni scorsi faceva parte anche dell'Union Creazzo, che io faccio parte nel direttivo, quindi è proprio una persona bella, semplice, vogliosa di far bene. Ho sentito anche che voleva fare la maratona di New York per i suoi 50 anni, quindi il prossimo anno compiva 50 anni, voleva fare questa bellissima esperienza. Peccato, proprio veramente un momento di dolore.
Oggi c'è attesa per i funerali confermati alle 15 alla chiesa di Santa Maria. Sì, i funerali sono confermati per oggi a Sovizzo, nella chiesa di Sovizzo Piano, alle 15, e ci sarà sicuramente tantissima partecipazione, quindi siamo vicini alla famiglia, alla figlia, tutta l'amministrazione e tutta la cittadinanza è vicina alla famiglia. Ecco, l'avete sentito, un giorno di lutto nell'attesa del funerale e dell'ultimo saluto. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina. È fuori pericolo la 17enne che si era introdotta con un altro minorenne nell'ex scuola sommergibilisti dell'Arsenale di Venezia, precipitando per 6 metri dal primo piano a causa del cedimento del pavimento della struttura che è diroccata. Lo stabile è in balia del degrado tra spazzatura, siringhe e garze imbevute di sangue. Sentiamo Edi Caliman. Un'apertura nella siepe, l'accesso semplice allo stabile abbandonato, un tempo sede della scuola sommergibilisti a 2 passi dalla fermata bacini dell'Arsenale e appena prima degli uffici di monitoraggio del Mose. Un piccolo gradino e si entra nella caserma fatiscente dove la 17enne è precipitata per 6 metri a causa del cedimento di un solaio del primo piano. Si trovava insieme ad un altro minorenne che ha dato l'allarme subito dopo la caduta della ragazza. I due erano entrati intorno alle 5 del pomeriggio per perlustrare le rovine della caserma. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe caduta sul vano delle scale, riportando diverse fratture di seria entità. Attualmente la giovane resta ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale All'Angelo. I rilievi della polizia all'indomani della caduta, tra calcinacci, cumuli di rifiuti, bottiglie e lattine di alcol vuote, ma soprattutto resti di siringhe, garze impregnate di sangue. I residenti vicini alla zona denunciano la frequentazione da parte di ragazzini e soprattutto tossicodipendenti. L'incidente che ha coinvolto la giovane ragazza ha riacceso l'attenzione su questo buco nero della città. La Procura di Rovigo ha aperto un'indagine sulla morte di Mirko Furlin, 47enne, precipitato da un silos mentre stava facendo lavori di manutenzione a San Martino di Venezia. Il figlio Alessandro ci ha detto: non so cosa possa essere capitato, era un operaio esperto. Anch'io speravo che magari ieri sera tornasse a casa, perché anche per dire il mio cane era lì che aspettava, giustamente ogni sera alle 6, 6 e mezza tornava e l'aspettavamo, ma non ha fatto ritorno. È disorientato Alessandro Furlin. Suo padre Mirko è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 8 metri da un silos all'interno della cooperativa produttori di mais di San Martino di Venezia. Nella casa di Monselice, dove l'uomo viveva con la mamma, lo aspettavano ieri come tutte le sere, ma Mirko Furlin non vi farà più ritorno. Dipendente di una ditta di Piacenza d'Adige, con un compagno da qualche giorno stava eseguendo lavori di manutenzione nell'azienda. Era un operaio esperto, racconta il figlio. È sempre stato un lavoratore, ha sempre lavorato bene, sapeva il suo, era intelligente, niente da dire. Mi sembra strano che sia finito tutto così, d'improvviso. Mi sembra strano. Lui metteva su le grondaie e penso che ormai era il suo lavoro, ma non so cosa sia successo ieri, però è caduto, è scivolato, ha sbattuto la testa, si vede che o le imbracature non hanno tenuto bene o le corde, da quello che so, si è sfilata. Cosa sia accaduto intorno alle 14:30 di martedì 4 novembre lo stabilirà l'inchiesta aperta dalla Procura di Rovigo. Sul corpo del 47enne sarà eseguita l'autopsia che dovrà dare alcune prime risposte. Nel frattempo l'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro. Una scia di dolore che sembra inarrestabile in Polesine. Era il 27 ottobre, una settimana fa, quando a perdere la vita, schiacciato da un macchinario nell'azienda dove lavorava
lavorava a Rosolina è stato Luca Domenicale, 29 anni, di Taglio di Po. Per la sua morte sono indagate 3 persone, morti bianche in crescita nell'ultimo anno. Se nel 2024, da gennaio a settembre, i morti sul lavoro sono stati 53, nello stesso periodo di quest'anno sono saliti a 87, donne e uomini che non faranno più ritorno dalle loro famiglie. Da qui la richiesta di un tavolo permanente fatta dai sindacati. Oltre che a un rapporto costante con le istituzioni, soprattutto con lo Spisa, ma non solo, insomma anche con le autorità giudiziarie, ci sia anche la volontà attraverso le controparti anche di cominciare ad investire sul lavoro di qualità, ripeto. O noi combattiamo la precarietà oppure questa scia di morte non terminerà mai. La tragedia in Nepal con 5 alpinisti italiani che sono morti, se ne stanno cercando altri 5, sembra che siano in una zona dove non è possibile comunicare, per cui si spera che non abbiano subito la stessa sorte di Stefano Ferronato e di un altro alpinista che purtroppo sono stati travolti da una grande slavina. I familiari stanno organizzando il rimpatrio delle salme. Sono arrivate a Kathmandu le salme di Stefano Ferronato e Alessandro Caputo, i 2 alpinisti morti durante l'ascesa del Pambarimal nel tentativo di raggiungere la vetta a 6.887 metri dopo essere stati colti da una tempesta di neve. I loro corpi sono stati ritrovati vicini l'uno all'altro. Dei 2 amici non si avevano più notizie dal 31 ottobre. Era stato il terzo compagno di spedizione, il piemontese Walter Perlino, che aveva lanciato l'allarme. Proprio lui aveva partecipato alle ricerche fino al tragico epilogo. La famiglia e la compagna di Stefano Ferronato sono in queste ore in contatto con il consolato per organizzare il rimpatrio dell'arboricoltore cassolese innamorato della natura e della montagna. Gli amici più stretti, sempre a diretto contatto con la mamma e la sorella di Ferronato, si stanno attivando per un incontro di commemorazione e ricordo dell'amico Stefano non appena rientrerà a casa. E come abbiamo già ricordato nei nostri TG, il giorno del funerale sarà indetto lutto cittadino. C'è stata una violenza di un detenuto sul compagno di cella con cui aveva iniziato una relazione. Sta indagando la magistratura dopo la denuncia presentata da un 40enne italiano detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova. Avevano iniziato una relazione tra le mura della cella che entrambi condividevano. Una storia nata nel carcere Due Palazzi, finita con una denuncia. Come tante relazioni, anche questa infatti ha avuto una fine alla quale è seguita, secondo le denunce presentate da un 40enne italiano, una violenza. Al termine della relazione, infatti, l'ex compagno, un 40enne straniero, avrebbe abusato della vittima durante la notte. Dopo una prima richiesta di essere spostato di cella, il 40enne ha presentato un atto formale sul quale adesso indaga la procura di Padova, che ha sentito entrambi e iscritto nel registro degli indagati il 40enne. Entrambi nel frattempo sono stati trasferiti di cella e si trovano in 2 zone diverse del penitenziario. Ancora cronaca con i nostri registi Andrea Basso e Marco Gagliazzo. La procura chiede l'archiviazione nei confronti del poliziotto che poco più di un anno fa a Verona sparò ed uccise un giovane migrante che lo stava per aggredire con un coltello. Non è punibile, si è trattato di un caso di difesa proporzionata all'offesa. Il procuratore di Verona Raffaele Tito non ha dubbi, lo sparo che uccise Moussa Diarra davanti alla stazione dei treni a Verona più di un anno fa fu esploso dall'agente della Polfer in una situazione di evidente pericolo per la sua vita. Di qui la richiesta di archiviazione nei confronti dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, indagato per l'omicidio del 26enne migrante maliano avvenuto la mattina del 20 ottobre 2024. Un caso che sollevò infinite polemiche anche politiche e che spinse pochi giorni dopo oltre 5.000 persone a scendere per le strade della città in un corteo chiedendo giustizia e verità. Manifestazione replicata pochi giorni fa in concomitanza con l'anniversario della tragedia. Dagli accertamenti degli inquirenti è emerso con evidenza che Diarra, che teneva nella mano destra un coltello da cucina con una lama seghettata di 11 cm, si era lanciato contro il poliziotto a una distanza molto ravvicinata. L'agente sparò 3 colpi, 2 ad altezza uomo, uno dei quali fatale. La procura ritiene che si sia trattato di una difesa senza alcun dubbio proporzionata all'offesa, sia per la attualità del pericolo che per la ingiustizia dell'offesa. E non può nemmeno affermarsi, continuano gli inquirenti, che l'agente si sia volontariamente posto in una situazione
situazione di pericolo. Resta inalterato per noi, conclude il procuratore Tito, il senso di dolore per la morte così drammatica di un giovane. Il perché infine egli abbia quel giorno tenuto quel comportamento così aggressivo non è nemmeno oggi stato del tutto chiarito. Non ancora 27enne, Diarra la notte prima dell'aggressione era stato incrociato anche da una pattuglia della polizia locale in evidente stato di alterazione. Successivamente aveva sfondato la vetrata della biglietteria della stazione prima di affrontare l'agente della polizia ferroviaria in quella tragica mattina di ottobre. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti, e spesso le forze dell'ordine si trovano ad avere a che fare con persone squilibrate o alterate da sostanze varie oppure dall'alcol. Vediamo cosa è successo ieri in municipio a Cadoneghe. Urla, raffiche di calci a insegne, pali e fermate dell'autobus. Si è scatenato il caos a Cadoneghe, dove un giovane in un evidente stato alterato è andato su tutte le furie, prendendosela anche con il sindaco Marco Schiesaro, intervenuto per placare la situazione. Gli ho urlato: stai calmo, non ti agitare, stai calmo. Lui, appena sentito la mia voce, si è girato verso di me e con una furia proprio mi è corso addosso, al che io ho detto: stai fermo, non ti avvicinare, e lui, più dicevo questo, più si gonfiava praticamente, e arrivava verso l'ufficio. Ero in ufficio tecnico, mi barrico dentro, chiudo a doppia mandata la porta, da calci e pugni al vetro e tirava la porta. Veramente è stato veramente un momento molto complesso. Eravamo barricati dentro, ho preso per i vestiti delle persone che erano davanti alla porta e le ho trascinate dentro. Una signora stava per sentire male, l'ho fatta sedere lì, che passava di là per caso, un altro signore passava di là per caso e li ho trascinati dentro. Immediata la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti prontamente fermando l'uomo, che nel frattempo si era spostato nell'atrio del municipio, continuando a sfogare tutta la sua rabbia senza alcun apparente motivo contro l'edificio. E l'unica cosa che si poteva fare era chiamare i carabinieri in quel momento e mettere in sicurezza le persone. Avete sporto denuncia? Sono già d'accordo con i carabinieri, andrò a presentare denuncia per minacce, perché quando si è girato e ha visto il sindaco che la polizia ha detto perché parli così verso di lui, è il sindaco, non c'entra niente, tu sei il sindaco, io adesso ti ammazzo, appena ti vedo ti ammazzo, vengo a prenderti e ti ammazzo, appena esco ti ammazzo. Così il sindaco. Andiamo in pubblicità, un paio di minuti, torniamo subito, state con noi, grazie. Presidente Luca Zaia, oggi alla inaugurazione della Fiera Cavalli a Verona non ha mancato di rispondere alle molte domande dei giornalisti. Sentiamo. Di correre, per cui faccio il mio dovere e aiuto volentieri Alberto Stefani, è un bravo ragazzo, saprà farsi valere e penso che sia fondamentale che il Presidente uscente porti il suo consenso in dote. Rinviata ieri la decisione della Corte Costituzionale per il terzo mandato eventualmente trentino? Guardi, io tifo perché si sblocchi questa situazione che è paradossale, tutta italiana, dove le uniche due cariche che hanno il blocco dei mandati, cioè ovvero il sindaco e il Presidente della Regione, sono le uniche due cariche in Italia che sono elette direttamente dal popolo. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, ministri, deputati, senatori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e tutto quello che vi viene in mente non hanno nessun limite dei mandati. Io trovo assurdo che chi è eletto dal popolo abbia il limite dei mandati e io ne sono una dimostrazione. Sarà una vittoria facile? Le vittorie non sono mai facili, io penso che non bisogna mai sottovalutare il fatto che è una campagna elettorale, ma la campagna elettorale non è una partita di calcio, non è una competizione, è la necessità di parlare fino in fondo con i cittadini e parlare di progettualità, di programmi. Presidente, lei è sempre stato molto legato a Fiera Cavalli, questa di fatto sarà la sua ultima Fiera Cavalli da governatore del Veneto? Ma ne ho fatte da ministro, ne ho fatte da assessore vicepresidente di regione, ne ho fatte da presidente di provincia e ne ho fatte da assessore provinciale e mi sa che ne farò in qualche altro ruolo. Nel 2026? Il 2026 è il prossimo anno, intanto festeggeremo il primo dell'anno, come è giusto fare, ci sarà Natale prima e poi arriverà anche il Carnevale. Per la fiaccola di Cortina le è stata confermata? Cosa? L'accensione? Non so chi deve accendere, non ho la più pallida idea. Non era Luca
di correre, per cui faccio il mio dovere e aiuto volentieri Alberto Stefani, è un bravo ragazzo. No, cioè io non ho mai sentito queste cose. A me piace ricordare che se ci sono le Olimpiadi in Veneto è bene che lo sappiano tutti, anche quelli che si sono persi per strada, che è grazie a me, perché questa è una partita tutta mia, e se c'è l'apertura delle Paralimpiadi a Verona e la chiusura delle Olimpiadi è ancora doppiamente grazie a me, perché nessuno le voleva portare. L'obiettivo iniziale era quello di farle tutte a Milano, quindi il nome Milano Cortina e fare questa chiusura iconica all'Arena di Verona, che peraltro si porta a casa un'eredità, una legacy unica, ovvero un investimento di 20 milioni di euro per rendere totalmente accessibile questo monumento, questa arena che ha 2000 anni di storia. Così oggi il Presidente Zaia all'inaugurazione della fiera ha parlato, come avete sentito, anche di Alberto Stefani, che è intervenuto su molti temi l'altro giorno a Ring. Sentiamo. Manildo si è perso un passaggio. Questa holding autostradale potrà e potrebbe permettere al nostro territorio di avere maggiori investimenti in conto capitale da poter investire nello sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. Quindi è assolutamente possibile, non nascerebbe per coprire nessun buco. Un holding autostradale veneta non è fantasia, ma una proposta concreta e realizzabile. Dallo studio di Ring, il candidato alla presidenza della regione per il centrodestra, Alberto Stefani, risponde a distanza al suo avversario del centro-sinistra, Giovanni Manildo. Grazie a un emendamento che porta anche la firma di Stefani, l'iter della holding non sottostarebbe alla direttiva Bolkestein, vale a dire la messa a gara della relativa concessione. Parlando più nel dettaglio della Pedemontana, Stefani ricorda che l'amministrazione regionale uscente ha già rivisto il contratto col privato, migliorando e di molto le condizioni per l'ente pubblico, dice. Pedemontana lascia intendere il candidato del centrodestra che dalla regione potrebbe anche essere destinata a passare allo Stato. È un'infrastruttura strategica nazionale, quindi se uno andasse a guardare la natura dell'infrastruttura pedemontana dovrebbe essere data allo Stato. Detto questo, per lei? Il tema pedemontana è un'infrastruttura che ha garantito uno sviluppo infrastrutturale di un territorio. Sul fronte sicurezza il candidato del centrodestra ha poi commentato i dati del Sole 24 Ore sulla criminalità, in cui spiccano le denunce a carico di minori, con la marca in vetta alla preoccupante classifica. C'è bisogno di collaborare per quello che la Regione può fare anche con le realtà locali e le realtà comunali, gli educatori di strada, la possibilità di intervenire in loco. Questo risulta fondamentale anche per vincere l'isolamento che questi ragazzi vivono. Gli educatori di strada non sono prerogativa della sinistra. Da sindaco di Borgoricco, lo stesso Stefani ha introdotto queste figure, così come è convinto dell'importanza del servizio Veneto, il campus di 15 giorni per i ragazzi, fianco a fianco con la protezione civile. C'è la necessità di studiare sempre di più, dal mio punto di vista, delle forme di sensibilizzazione locale e garantire a questi ragazzi di uscire soprattutto dai modelli sbagliati dei social network. C'è la necessità di ritornare al senso di comunità e per farlo c'è bisogno di collaborare per quello che la Regione può fare anche con le realtà locali e le realtà comunali. Ieri sono usciti i dati di un sondaggio dell'osservatorio Demos di Ilvo Diamanti che davano in testa Alberto Stefani su Giovanni Manildo con 36 punti di vantaggio. Ne abbiamo parlato ieri sera con i nostri ospiti. Sentiamo cosa ha detto per il Partito Democratico la candidata alle prossime regionali Antonella Tocchetto. A volte danno delle sorprese che magari i sondaggi non hanno valutato. Ci tengo a dire, come hanno detto i candidati che mi hanno preceduto, che non è che le liste del centro-sinistra, e parlo in particolare quelle del Partito Democratico, sia gente scappata di casa, sono tutti amministratori, sindaci, ex sindaci, siamo tutti amministratori, per cui sono delle liste di gente che sa che nel momento in cui corre per le regionali, corre per diventare legislatore, che non è un mestiere da poco, perché essere legislatore comporta delle scelte che poi si traducono in norme per i cittadini. Questo ci tengo ad essere molto chiaro, perché non è così semplice il mestiere del consigliere regionale. Secondo cosa, io credo che Giovanni Manildo stia facendo una bellissima campagna elettorale. Ieri a Padova, ad esempio, mi dicono che abbia avuto un grandissimo successo, anche più di Stefani, incontrando il mondo cattolico. Devo dire che quelle cose che ha detto Stefani
Stefani mi hanno un po' sorpreso, perché ad esempio a Treviso può essere anche testimone il consigliere Nicolò Rocco, al quale voglio particolarmente bene, che noi da sempre diciamo che non si come dire, che non si risolvono le questioni, ad esempio, della violenza o delle baby gang sulla città solo con la forza, ma che noi abbiamo bisogno degli operatori di strada. Sentirlo dire da Stefani mi suona un po' strano, magari sarebbe anche il caso che lui lo dicesse all'amministrazione di Treviso e a Mario Conte. Per quello che poi riguarda il fatto di essere una campagna breve, beh, su questo voglio dire, il problema della campagna breve è sicuramente del centrodestra, perché noi il candidato l'avevamo a luglio, abbiamo già iniziato a correre a luglio, diciamo che adesso stiamo solo raccogliendo i frutti, e non è la narrazione che stanno dicendo loro, che noi non, come dire, andando nei mercati, incontrando le persone non abbiano attenzione nei nostri confronti, anzi tutt'altro. Non vorrei che veramente ci fosse una narrazione completamente diversa da quello che sembra. Io oggi ero al mercato di Macerata e devo dire la verità che la gente guardava i nostri programmi con grande attenzione e aveva anche una certa voglia di cambiamento. E questo... Allora, una voglia di cambiamento, così diceva ieri sera Antonella Tocchetto, e all'interno della coalizione centrosinistra è entrata anche Rifondazione Comunista. Sentiamo ieri sera, no, l'altra mattina su Antenna 3 c'era il segretario veneto di Rifondazione Gabriele Zanella. La priorità che va data alla sicurezza è praticamente inesistente, perché il rischio di un controllo è infinitesimale, le sanzioni correlate sono anch'esse ridicole, inadeguate, le pene nel momento in cui succede sono anch'esse, diciamo, non adeguate alla gravità di questo fenomeno, alla gravità di questa strage. Dal punto di vista della legge, noi riteniamo, della pena, noi riteniamo vada introdotto il reato di omicidio sul lavoro, ma quello che in questo momento è più pressante è la prevenzione, ovviamente, e il fatto che lo Spisal, anziché essere tagliato come è stato fatto anche qui in provincia a Conegliano, vada aumentato nell'organico, che i controlli vadano aumentati, dopodiché che vada anche facilitata in qualche misura la denuncia, perché molto spesso, non in tutte le realtà, c'è, diciamo, una possibilità che ci sia un RSU sindacale, dei delegati sindacali che si prendono a cuore questo tipo di tema. Molto spesso siamo in realtà industriali di piccola e media impresa, nei cantieri e quant'altro, non sindacalizzate, nelle quali questo non avviene, e molto spesso il lavoratore stesso, precario, quindi ricattabile, quindi in difficoltà, non è nei rapporti di forza da sentirsi di fare una denuncia. Al di là del piangere il caso sul giornale per 2 giorni, è una situazione che da anni ci vede con 1500 morti l'anno su scala nazionale, con il Veneto purtroppo in testa a questa classifica e con una classe politica che non fa nulla di concreto per porre finalmente fine a questa strage. Gabriele Zanella di Rifondazione Comunista. Ovviamente da qui alle elezioni sentiremo tutti i partiti, tutti i candidati dei vari partiti. Vediamo una storia di cui forse la politica dovrebbe occuparsi di più, e cioè le persone che perdono tutto, casa e azienda, come in questo caso, per via delle maxi multe, delle quote latte. Questo è un caso, poi ci sono tanti altri veneti e italiani che sono nelle stesse difficoltà. I figli piangono sempre e vogliono tornare nella loro casa. Piange anche lei? Sì. Mi commuovo quando sento queste parole. Quando i coniugi Frison arrivano davanti alla vecchia casa qui a Mira, in via Caballo 11, i 2 cagnolini scavalcano l'alta recinzione e scattano verso di loro, scodinzolano, saltano, li riempiono di feste. Giuseppe Beppi Frison, 81 anni, e la moglie Valeria, 75, rispondono con carezze veloci a testa bassa.
Una vita tra le stalle e i campi, poi la maxi multa per le quote latte, l'asta, lo sfratto. Sarà ricevuto nelle prossime ore dal sindaco Marco Dori. Beppi Frison, storico allevatore milanese, racconta di come ha perso casa, stalla, terreni e azienda agricola dopo una maxi multa per le quote latte e la successiva vendita all'asta di tutti i suoi beni. L'azienda non era in crisi, purtroppo l'hanno messa in crisi. Poi le è arrivata una multa perché ha prodotto troppo latte, 600.000 euro. Sì, 600 più 300 pagati che fa 6 e 3, 9, 900.000 euro. Non sono uno scherzo. 300 pagati, inutilmente pagati, quindi mi torneranno indietro che li voglio indietro, che sono miei quei soldi lì. Parla a raffica, poi cala il silenzio e negli occhi dell'81enne tornano le lacrime di chi non ha più un posto da chiamare casa. Accanto Valeria, la moglie, provata e spenta, guarda quei cani rimasti nella loro ex abitazione e sussurra: non avrei mai pensato di finire così. Mi racconti un po', signora, cosa facevate insieme quando eravate? Tutto, perché mi aiutava su tutto, a mungere le mucche, dare latte ai vitelli, dopo che aveva a casa, lavare, stirare, fare tutto. Aveva sempre una quarantina di vitelli da dare da mangiare tutti i giorni, mattina e sera. Oggi vivono in 40 metri quadri a Malcontenta dopo aver perso tutto. Nelle prossime ore l'81enne entrerà in municipio. Ad attenderlo ci sarà il sindaco Marco Dori, grazie anche al sostegno dell'ex consigliere municipale Carlotto. Li sto seguendo perché hanno anche bisogno. Ho capito che è una vicenda lunga che parte da lontano con le quote latte, poi siamo arrivati a un brutto epilogo, quello che hanno perso tutto all'asta. Speranze poche ma non nulle, e anche questo alla loro età pesa come un macigno. Il servizio di Anna Maria Parisi. Adesso vediamo una notizia, è un'ultima ora, che è pubblicata solo dal Corriere della Sera. Olimpiadi di Milano Cortina, il GIP dice il decreto del governo che blinda la fondazione Milano Cortina è incostituzionale. Oggi gli atti vanno alla consulta, il governo con un decreto aveva definito la fondazione ente di diritto privato mettendola a riparo da due ipotesi di turbativa d'asta. Il GIP di Milano ritiene però che quel decreto sia incostituzionale e ora a decidere sarà la Corte Costituzionale. E proprio riguardo alle Olimpiadi invernali 2026 c'è stata una visita lampo del sottosegretario agli interni Emanuele Prisco per un briefing organizzativo. Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 si avvicinano, praticamente pronte le infrastrutture sportive con lo stadio del ghiaccio universalmente accessibile. Si attendono le rifiniture allo sliding center. Sul piano organizzativo della sicurezza in primo luogo le novità sono arrivate dal briefing svolto dal sottosegretario all'interno Emanuele Prisco al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Oggi sono stati consegnati i lavori per il distaccamento di Cortina dei Vigili del Fuoco. Il Ministero è intervenuto su due distaccamenti che avevano con il demanio, che avevano le difficoltà anche strutturali, quindi Cortina e Feltre, per cui sono stati affidati i lavori. È stato fatto il punto sul potenziamento di mezzi e strumentazioni per il personale, 4 milioni di euro di investimento sull'intero Veneto, mezzi nuovi e specifici per innalzare il livello di sicurezza durante le Olimpiadi e strumentazioni di ultima generazione per la ricerca di persone scomparse. Accanto a questo abbiamo ovviamente valutato tutte le organizzazioni logistiche dei mezzi di soccorso, del potenziamento dei mezzi, del personale e delle strumentazioni utili a innalzare al massimo i livelli di sicurezza per i cittadini e per chi verrà ovviamente a vedere le Olimpiadi. Sicurezza a 360 gradi che comprende anche l'occhio vigile puntato sulle infiltrazioni criminali di competenza di una struttura dedicata del Ministero dell'Interno. Ha fatto numerosi interventi per evitare che le infiltrazioni mafiose vi possano essere sugli appalti, ovviamente sono appalti dove girano molte risorse economiche
economiche e quindi appetibili alla criminalità organizzata. Sono stati 48 da inizio anno gli interventi della Commissione in tutte le aree attenzionate, che sono in particolar modo i cantieri di Milano Cortina e i cantieri del sisma del centro Italia, 6 da inizio anno proprio specifiche su aziende che avevano tentato di introdursi negli appalti di Milano Cortina. Sul fronte degli alloggi del personale delle forze di polizia il problema sembra superato per Cortina, mentre si sta lavorando per ricavare gli spazi destinati agli agenti destinati alla centrale operativa olimpica a Belluno. Si sta completando l'allestimento di quella che diventerà poi la zona COC della provincia di Belluno, proprio dentro il comando dei Vigili del Fuoco, l'ho anche visitata oggi, e sarà proprio specificatamente per le Olimpiadi anche la sala operativa, rispetto alle quali stiamo organizzando tutti i livelli logistici necessari per partire a pieno durante le Olimpiadi. Ancora un break pubblicitario, torniamo subito. Ultima parte di Focus TG, vediamo le asfaltature in corso a Bassano del Grappa che stanno creando grossi problemi, praticamente la viabilità è andata in tilt. Traffico in tilt nel cuore di Bassano. I lavori di asfaltatura che hanno interessato l'area tra Viale Parolini e discesa Brocchi hanno letteralmente bloccato la viabilità, soprattutto nelle ore di punta. Arrivare a scuola o a lavoro è diventata una vera e propria odissea. Una mattinata proprio da incubo, Viale Largo Parolini piuttosto che Viale delle Fosse, discesa Brocchi sono quei classici nodi nevralgici che se toccati nelle ore di punta diventa un disagio non solo per il centro cittadino ma per tutta la città. Infatti abbiamo visto che le code si sono allungate anche fino alle periferie. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero parla di giornata da incubo. Gli automobilisti arrabbiati denunciano i disagi, tantissime le segnalazioni arrivate in comune, ma anche i post sui social si sono moltiplicati. Autobus con gli studenti a bordo bloccati tra le macchine con lunghissime code che hanno paralizzato il traffico. È chiaro che si cerca di dare sempre delle indicazioni, la fascia oraria, quella consigliata era sicuramente almeno dopo le 8:30, quindi quando il traffico era smaltito i ragazzi sono arrivati a scuole e invece l'impresa ha cercato di anticipare il lavoro molto probabilmente sperando di finire prima dell'orario fatidico, ma in realtà poi così non è andata. Sarebbe forse opportuno eseguire i lavori di asfaltatura durante le ore notturne, evitando così i blocchi alla circolazione che si sono visti oggi. Indipendentemente poi dei costi, perché è chiaro che il lavoro notturno ha dei costi completamente diversi, è consigliabile l'orario appunto notturno, anche se può creare comunque qualche disagio soprattutto ai residenti in termini di rumore, di disturbo comunque della quiete pubblica. A tal proposito, per esempio, l'asfaltatura che è prevista a Cabaroncello sarà fatta in orario notturno dalle 8 di sera fino alle 6 di mattina proprio per evitare qualche disagio. Quando questo? Questo nella notte tra giovedì e venerdì. Presentata alla Torre Civica di Mestre la nuova City Map. Vediamo. Informazioni aggiornate, dettagliate e georeferenziate per guidare i visitatori e anche i residenti che ne avessero necessità alla scoperta di Mestre con uno sguardo nuovo. È l'obiettivo del progetto Mestre City Map presentato alla Torre Civica. Un nuovo strumento a disposizione dei cittadini della nostra provincia e della nostra regione e dei visitatori che pernottano a Mestre e visitano la città di Venezia. È uno strumento importante perché racconta in una piccola mappa molto agevole da leggere camminando tutti i siti di interesse della nostra città e del centro di Mestre, con un particolare riferimento alla parte storica, alla parte culturale, ai parchi e agli spazi verdi. È uno strumento che era molto richiesto da parte degli operatori del turismo anche della nostra città, dagli operatori culturali, perché molto spesso i visitatori chiedono una mappa, un posto per sapere cosa fare in centro città. L'iniziativa è promossa dal Comune nell'ambito del progetto Venezia e la sua laguna, gestione e valorizzazione dei flussi turistici, finanziata dal Ministero del Turismo in collaborazione con Vela SPA e Proloco di Mestre. Le mappe gratuite con dettagli arancioni in omaggio alla terraferma veneziana saranno disponibili sia in formato cartaceo che digitale. Sul portale Venezia Unica, nella sezione dedicata proprio alla terraferma, è online la versione multimediale recentemente
quotidianamente aggiornata, che raccoglie 21 punti di interesse ciascuno, accompagnato da schede informative e contenuti utili alla visita. L'iniziativa è sicuramente a supporto anche della promozione degli eventi che si svolgono a Mestre, perché dal punto di vista digitale ci avrà anche una ricaduta su tutto quello che c'è in città, e quindi diamo una mano allo sviluppo del turismo e alla conoscenza della città di Mestre, anche veicolando eventi importanti come il Festival delle Idee, come il Mestre Book Fest, come Runica, come le bolle di sapone, come Pane in Piazza, come tutto quello che si svolge in città. Una notizia che ci riguarda da vicino: dopo oltre 28 anni di servizio va in pensione una delle figure storiche di Rete Veneta, il nostro collega Fabio Verin. 30 anni di passione e impegno che resteranno nella nostra storia. Con queste parole Media Nord-Est saluta e ringrazia Fabio Verin, colonna portante dell'azienda, capotecnico della sede di Bassano del Grappa, che ha raggiunto l'età pensionabile. Un collega che lascia un'impronta indelebile, che ha lavorato sempre con passione e grande professionalità, attivo e disponibile in ogni momento, in regia o alle centraline di montaggio o in esterna con l'inseparabile telecamera per documentare eventi o fatti di cronaca con occhio attento e competenza decennale. Arrivato a Bassano TV nel 1997, al momento della fondazione, è rimasto sempre al servizio dell'azienda, contribuendo alla crescita del gruppo. Questa mattina il saluto dell'editore Filippo Iannakopoulos e dell'ingegnere Giovanni Iannakopoulos, del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco e di tanti colleghi. La vera anima di Bassano TV, Rete Veneta, se vogliamo, è sempre stato Fabio, che ha l'anzianità penso più lunga di tutti, sei l'assunto numero uno. Per cui oggi siamo qua a ringraziare Fabio per tutti gli anni di lavoro, è il primo pensionato di questa azienda. È stata una continua crescita e spero che questa crescita continui, ma sicuramente continuerà per tutti i guardi, e ringrazio tutti perché da solo non serve niente. Fabio Verin ha sicuramente scritto un pezzo di storia del nostro gruppo. Ora per lui inizia una nuova fase della vita, tra tempo libero e passioni, a partire dall'amata montagna. Davvero un caro saluto a Fabio Verin, continueremo comunque a vederci. Vediamo quelli che sono gli ospiti di questa sera a Focus: Maria Antonietta Auditore, Paolo Bonafè, Enrica Ceola, Michele Favero, Stefano Marcon, Federica Morello, Giacomo Nilandi, Matteo Romanello e Andrea Zanoni. È tutto per oggi, grazie ad Andrea Basso e Marco Gagliazzo in regia, e buona giornata, arrivederci.